Ci troviamo sul Monte Grappa, località Colli Alti, una bellissima zona panoramica anche se in questo momento non sembra, e il nome Colli Alti spesso è stato frainteso, in realtà deriva dalla famiglia Collalto, la stessa di Susegana, che qui era proprietaria di moltissimi terreni. Il Monte Grappa non è solo guerra, ma è natura, paesaggio, passeggiate e panorami sconfinati. Una delle particolarità dei Colli Alti è proprio il mosaico di siepi e prati aperti. Questo ha una ragione molto profonda, in quanto qui la monticazione era fondamentale, il tipo di foraggio che si ricava da questi pascoli è di ottima qualità, quindi era molto importante venire su con i capi. Veniva su di solito una famiglia e portava il bestiame anche delle famiglie vicine. Il fatto che le siepi siano fatte così, cioè un mosaico di maggiociondolo e faggio alternati, faceva sì che i confini delle proprietà fossero ben evidenti a giugno, quando gli animali salivano, ed era evidente visivamente dove finiva la proprietà di una malga e dove iniziava quella di un'altra. Qui siamo sul Col Fenelon, a circa 1400 metri di altitudine, e questo toponimo ci sta ad indicare proprio che la sua vocazione era il fieno, la fienagione. Qui infatti è un'ottima zona, veniva un fieno di ottima qualità perché abbiamo l'aria calda dalla Val Brenta qua sotto che sale, ci sono delle pareti a picco, quindi l'aria calda è costretta a risalire, per cui si creava anche un clima molto favorevole, in più è abbastanza pianeggiante per essere nel contesto qui del Monte Grappa, ed era quindi una zona vocata proprio alla fienagione. Qui sul Col Fenelon c'è anche una delle tante cavità carsiche presenti sul Monte Grappa, e questo è un pozzo carsico che viene chiamata Voragine Alvise ed è stata visitata per la prima volta dal gruppo speleologico di Bassano. È una cavità che si è aperta improvvisamente nell'inverno del 97, in quanto l'acqua continua a lavorare sotto a consumare la roccia calcarea, ma magari ad un certo punto crolla la cavità superiore e si aprono queste forme anche molto profonde. Qui siamo a una profondità di circa una ventina di metri, larga al massimo un 5 metri. Dal punto di vista paesaggistico i Colli Alti offrono un panorama a 360 gradi. Dal Col Fenelon infatti noi possiamo vedere in primo piano l'altopiano di 7 comuni, quindi Asiago, e oltre tutto il gruppo del Brenta. Poi andando da questa parte abbiamo sempre l'altopiano di 7 comuni, dietro le Feltrine, questa parte invece è il gruppo dell'Asolone con Cima Grappa in secondo piano. Qui di fronte a noi abbiamo un panorama molto particolare, che sono gli spalti della Valsugana, dove le pareti sono a picco, sono totalmente verticali, e dopo di questi c'è l'imbuto di Oliero, dove la valle si restringe molto. Molti sentieri salgono anche da quella zona, ma sono tutti sentieri molto impegnativi, in quanto appunto il versante è praticamente verticale. Qui sui Colli Alti c'è anche questa postazione di caccia con i richiami vivi, ed era collocata qui proprio perché era una zona importante di passo, è tuttora una zona importante di passo per gli uccelli migratori. Qui infatti c'è proprio un valico che dalle Alpi possono scendere o salire e compiere tutta la loro rotta migratoria verso sud, migrando sfruttando le correnti calde che salivano dalla Val Brenta. Ecco qui un esempio di maggiociondolo, l'albero che abbiamo nominato prima quando parlavamo delle siepi per delimitare i confini, ed è un albero appartenente alle leguminose. Ha un legno durissimo, tra i più duri della flora italiana, con un altissimo potere calorifero, ed è un albero che fa dei fiori gialli, da questo anche il nome, molto simili a quelli della robinia, ma assolutamente da non utilizzare per fare le frittelle, perché sono velenosi fino a poter provocare anche la morte. Qui siamo in località Valmanara, che è uno dei tanti toponimi del Grappa che richiamano la presenza del lupo, infatti lupo mannaro, Valmanara. In realtà tutta questa zona è un corridoio ecologico fondamentale per lo spostamento della fauna selvatica, il lupo in particolare, che riesce ad utilizzare questo corridoio che passa Cima Grappa, poi la Val delle Mure, per scendere nelle vette feltrine, e gli permette di spostarsi indisturbato in territori ancora poco antropizzati. Allora, questa era una malga, ma non era importante solo per questo, perché durante la guerra è stata una locanda sempre aperta, dove i soldati potevano trovare dei momenti di svago in compagnia anche femminile. A far ombra a questa locanda furono piantati anche 3 faggi, e questo che vediamo qui è un faggio secolare, meraviglioso,
Il faggio produce dei frutti che sono le fagiole e questo è stato un anno di pasciona, cioè un anno di produzione molto intensa appunto di questi frutti. Il nome latino di questo albero tra l'altro è Fagus sylvatica, che significa fagus, significa mangiare. Infatti le fagiole cotte sono commestibili anche per noi umani e non solo per gli animali.